Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Siamo qui nell'Archivio per la storia dell'educazione in Italia che nei prossimi giorni proporrà una mostra su donna e satira durante il fascismo. La mostra racconterà l'emancipazione della donna dal fine Ottocento ai primi Novecento. Ne parliamo fra poco col professor Luciano Pazzaglia, direttore del centro. Donne nell'occhio della satira durante il fascismo è il tema della mostra allestita nel corridoio Montini dal 18 al 31 marzo. L'esposizione raccoglie 80 vignette umoristiche apparse sui periodici del regime riguardo all'immagine dell'universo femminile. L'idea di questa mostra nasce nell'ambito delle attività che l'Archivio per la storia dell'educazione in Italia promuove nel corso della sua attività, e quest'anno, fra appunto incontri che abbiamo convenuto di programmare, abbiamo deciso che forse valeva la pena di portare l'attenzione su questo tema, il tema della donna nel periodo, negli anni del fascismo, vista attraverso un'angolatura un po' particolare, qual è quella della satira. Quale tipo di donna emerge dalle vignette che sono state pubblicate sui periodici al tempo del regime? Sono diversi tipi di donna, la donna delle potenze alleate, ma al tempo stesso anche, e quindi la donna del nemico, ma al tempo stesso anche la donna intellettuale, la donna che vuole emergere. Quindi attraverso queste vignette satiriche si può ricostruire a rovescio il tipo di donna che aveva in mente il fascismo, in modo particolare attraverso appunto la critica che queste vignette rivolgono alla donna che vuole emanciparsi. Emerge la donna di casa, l'ideale della donna fattrice. In aggiunta alla mostra è stato organizzato anche un convegno. Quali saranno i punti trattati? Abbiamo convenuto di accompagnare la mostra con un convegno di studio, e in questa prospettiva quindi abbiamo deciso di dedicare le relazioni del convegno all'approfondimento della immagine della donna negli anni, ovviamente negli anni del fascismo, e quindi alcune delle relazioni sono per un verso dedicate all'oggetto anche della mostra, per cui verranno studiate le illustrazioni, però approfondiremo anche altri aspetti propri del sistema educativo messo in atto dal fascismo per l'educazione totalitaria delle sue nuove generazioni, quindi dei maschi ovviamente, ma anche delle donne. Parla sempre di donne, madri e dive del ventennio, l'iniziativa proposta dalla Biblioteca della Cattolica, che esporrà spezzoni di film e copertine di riviste che mettono in primo piano la donna. Lo facciamo accompagnati dal direttore della biblioteca, dottor Gabriele Signorini. In
occasione della Festa della Donna, la Biblioteca Ottorino Marcolini dell'Università Cattolica di Brescia ha pensato di allestire un'esposizione di materiali appunto inerenti l'immagine della donna e alla sua figura. Questa nostra esposizione fa da prologo a una mostra che verrà inaugurata il 18 di marzo dal titolo Donne nell'occhio della satira durante gli anni del fascismo. L'esposizione consta di 3 parti. La prima parte riguarda una selezione di materiale con riferimenti iconografici tratti dalla letteratura, sia saggi di storia sociale che riguardano appunto la funzione della donna nella società fascista. Accanto a questo ci sono appunto delle immagini tratte da riviste dell'epoca. Questi sono appunto dei trattati che riguardano la funzione e il ruolo sociale della donna. E questa è la prima fase della nostra esposizione, corredata appunto da ricche immagini che verranno poi riprese nella esposizione Donne nell'occhio della satira. Siamo alla seconda parte dell'esposizione che riguarda, può essere definita la galleria multimediale, nel senso che sullo sfondo nel monitor vanno in onda delle immagini che sono tratte da film dell'epoca. È ben noto quanto il regime fascista tenesse in considerazione la cinematografia come strumento fondamentale per la propaganda. Esistevano fondamentalmente 2 filoni. Quello eroico, militaresco, che serviva a dare enfasi all'aspetto appunto del coraggio patriottico. Quindi abbiamo film che fanno parte di questa tradizione, come Bengasi per esempio, che richiama l'epopea coloniale. Una seconda via della cinematografia fascista è rappresentata invece dalla commedia, il cosiddetto filone dei telefoni bianchi, che utilizzava un altro canale, il canale dell'evasione, della fantasia, famosissimo per esempio Grandi Magazzini. Si tratta comunque quasi sempre di storie a lieto fine, ambientate in ambienti abbastanza asettici, ambienti appunto bianchi che portavano all'ottimismo, all'evasione, con la presenza pressoché stabile della segretaria con mobili d'arredo e soprattutto il telefono, che nell'epoca era sicuramente uno status symbol del benessere, della ricchezza. Le donne che svolgevano il ruolo soprattutto di madri generose e di mogli fedeli dietro le cineprese diventavano le dive appunto che risvegliavano i desideri repressi di quell'Italia.